Autonomia del Veneto, dopo le richieste di approfondimenti del Movimento 5 Stelle, l'ira di Zaia. Noi andiamo avanti, ce l'hanno chiesto i veneti, chi non vuole l'autonomia è fuori dagli accordi. Crack Banca Popolare di Vicenza, rinviati a giudizio Gianni Zonin e gli altri 5 imputati. Il processo si aprirà il 1° dicembre in tribunale a Vicenza, accolte 350 costituzioni di parte civile. Entro l'anno entrerà in vigore la riforma voluta dal governo Renzi che limiterà l'indipendenza delle banche di credito cooperativo e che rischia di espropriare i soci per legge senza indennizzo della quota capitale. Comunità sotto shock a Mestre per la tragica fine del bimbo di 4 anni autistico annegato in un canale, polemiche per l'assenza di misure di sicurezza. Era partito ieri in sella alla sua moto, svanendo nel nulla, tragico epilogo sul passo Giau per le ricerche del 18enne Patrick Bovo, trovato morto stamane. Con il lancio alle 3:45 ora italiana dalla base nella Guyana francese è iniziata la missione spaziale europea intitolata al grande matematico e astronomo padovano, 2 sonde dirette verso Mercurio. Sfuma in finale il sogno dell'oro mondiale per le ragazze dell'Ital Volley trascinate dalle giocatrici dell'Imoco, a Conegliano allestito maxi schermo dei tifosi delle Pantere. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'autonomia del Veneto dopo le parole del ministro Stefani che aveva parlato delle richieste di approfondimenti da parte del Movimento 5 Stelle, ora l'ira del governatore del Veneto Zaia. Noi andiamo avanti, dice, ce l'hanno chiesto i veneti, chi non vuole l'autonomia è fuori dagli accordi. Noi siamo pronti col progetto, siamo l'unica regione che ha presentato il progetto, è bello lì, scritto, 23 materie. Quando io dicevo saremo come Trento Bolzano, dati alla mano, 23 materie, le risorse relative, si arriva a quei livelli di Trento Bolzano. Bisogna andare avanti, se qualcuno vuole l'autonomia è fuori, perché noi veneti abbiamo dato già un'indicazione che è chiara, democratica, un referendum con quasi 2,5 milioni di veneti. Sorride, ma le parole sono marchiate a fuoco. Chi non vuole l'autonomia è fuori, dice il governatore Luca Zaia, e sul piatto ci sono quelle verifiche chieste dai ministeri in capo al Movimento 5 Stelle, stigmatizzate ieri dal ministro Erika Stefani, perplessità grilline che anche il vice premier Salvini non ha mancato di sottolineare con stizza. Approfondimenti che al Carroccio sembrano sgambetti per rallentare la corsa di un progetto che già c'è. Domandare è lecito e rispondere è cortesia, dopodiché basta anche perché voglio ricordare che i 5 Stelle sono stati al nostro fianco nel chiedere il voto per l'autonomia in Veneto, sono stati al nostro fianco per scrivere il programma di governo di questo governo dove si parla dell'autonomia del Veneto, sono stati al nostro fianco nel DEF e quindi nella legge di stabilità per scrivere che ci vuole l'autonomia per il Veneto. Adesso che qualcuno venga a dirci che ci sono perplessità sull'autonomia del Veneto, ce lo dica velocemente, noi spieghiamo, ma il progetto è pronto e bisogna votarlo perché è un segno di rispetto nei confronti dei veneti. Lunedì proprio Zaia rincontrerà il ministro Stefani a Venezia, proprio nel giorno in cui il referendum compie un anno. Una data nella quale avrebbe voluto poter festeggiare anche la firma dell'intesa. Secondo lei noi veneti abbiamo paura di ste robe? Cioè abbiamo riempito le urne il 22 ottobre 2017 e andiamo avanti per la nostra strada, noi vogliamo l'autonomia, ci meritiamo l'autonomia ed è legale, perché l'abbiamo vinta in tribunale questa partita. E il fatto che ci siano andati quasi 2,5 milioni di veneti non vuol dire che c'è andato un partito, ma sono andati prima di tutto i veneti a votare, di destra, di sinistra, di su, di giù. Tutto questo mentre la burrasca di governo continua sul filo della manovra e del condono, ma, dice Zaia, pensare che l'autonomia diventi agnello sacrificale sull'altare delle polemiche è impensabile, governo o non governo. È la madre di tutte le battaglie pensare che si tirino fuori scuse per l'autonomia, no. Io auguro che si facciano 5 anni, però con l'autonomia. Intanto dal deputato veneto del Movimento 5 Stelle D'Inca arrivano rassicurazioni, non vogliamo, dice, mettere ostacoli all'iter dell'autonomia. Ci sono dei tempi più lunghi per quanto riguarda la gestione di questo importante passaggio, ricordo a tutti che dal punto di vista istituzionale siamo davanti a una grandissima rivoluzione e sarà un grande esempio per tutto il resto del nostro paese, quindi deve essere portato avanti con grande attenzione e con grande capacità. Insomma, si tratta di tempi tecnici necessari per rendere il documento sull'autonomia del Veneto completo. Così l'onorevole pentastellato D'Inca dopo le parole del ministro Stefani, ma assicura il deputato l'autonomia si farà. Sono convinto che nell'accordo di governo abbiamo
firmato di portare avanti l'autonomia del Veneto e della Lombardia, e questo verrà fatto. Convinzione supportata dai fatti perché, aggiunge D'Inca, Movimento 5 Stelle e Lega appena 8 giorni fa hanno votato un parere vincolante nella nota di aggiornamento al DEF. Nell'ultima nota di aggiornamento al DEF, all'interno dei pareri con cui si chiedeva appunto al governo di procedere su alcune linee guida, vi è il fatto che possa essere gestita al meglio in tempi brevi l'autonomia della Lombardia e del Veneto. Quindi sicuramente non è il Movimento 5 Stelle che sta mettendo ostacoli. È la prima volta in Italia che si fa questo iter per l'autonomia di una regione, continua D'Inca. Ci vuole quindi più tempo. Era difficile poter concludere tutto entro un anno e poi non dimentichiamo, sottolinea il deputato, che i ministeri ora sono impegnati anche sul fronte legge di bilancio. E a chi teme un ulteriore ritardo, il deputato pentastellato risponde così. Non credo che sia il mezzo di differenza che possa in qualche maniera portare un ritardo o meno all'iter per l'autonomia. Io sono convinto che in breve periodo riusciremo ad avere un'ottima gestione di queste materie che verranno date alla Regione Veneto. Voltiamo pagina per parlare del processo per il crack BPV. Gianni Zonin e gli ex vertici sono stati rinviati a giudizio. Il giorno della verità. Il crack BPV va di scena in un maxi processo storico. In tribunale a Vicenza si conclude l'udienza preliminare sul dissesto dell'istituto di credito e il giudice Roberto Venditti rinvia a giudizio gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. Nel provvedimento compaiono nomi eminenti, a cominciare dall'ex presidentissimo Gianni Zonin, seguito dall'ex consigliere d'amministrazione Giuseppe Zigliotto e dagli ex vice direttori Giustini, Piazzetta e Marin, col dirigente Pellegrini. Rinviata a giudizio anche la stessa banca, accusata di responsabilità amministrativa. L'ipotesi di reato formulata dalla procura è di aggiotaggio, ostacolo alle autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo. Gli ex vertici saranno in aula il 1° dicembre, quando in tribunale a Vicenza si aprirà un processo da numeri record con 350 costituzioni di parte civile già accolte, che potrebbero diventare addirittura 500, compresa quella del Comune di Vicenza. Intanto oggi molte associazioni di risparmiatori, in ansia per le sorti del fondo di ristoro, dal Veneto sono andate a Roma, davanti a Palazzo Chigi, nelle stesse ore in cui era in corso il Consiglio dei Ministri, presieduto dalla Premier Conte. Governo impegnato a trovare l'accordo sulla pace fiscale, senza accordo salta la legge di bilancio, collegata al fondo per le vittime del crack delle popolari. Stiamo pregando che si mettano d'accordo, che vadano avanti e che il fondo risparmio tradito possa rimborsare al massimo tutti i risparmiatori e che l'Italia faccia questo grande cambiamento. Ore di angosciosa attesa, poi finalmente si scioglie la tensione e i risparmiatori ci inviano questo videomessaggio. Allora stanno uscendo e hanno trovato l'accordo, quindi il cambiamento va avanti e noi siamo solo che contenti. Fondo risparmio tradito va risarcito. Continuiamo a parlare di banche perché è un momento delicato per il credito cooperativo. Entro l'anno infatti entrerà in vigore la riforma voluta dal governo Renzi che limiterà l'autonomia delle banche di credito cooperativo. In Veneto sono 300 e che rischia di espropriare per legge senza indennizzo della quota capitale i soci cooperatori. Chi pensa che l'avere scoperchiato il sistema che ha mandato in tilt i grandi gruppi bancari abbia contribuito a legiferare per garantire risparmio e risparmiatori, probabilmente non ha ancora valutato gli effetti che si teme possano essere altrettanto catastrofici della riforma delle banche di credito cooperativo. Sono 300 solo in Veneto gli istituti di credito che hanno una storia ultracentenaria, autonoma, solida e a stretto contatto con il territorio. Oggi questo rapporto rischia di spezzarsi irrimediabilmente. Entro novembre i CDA delle banche di credito cooperativo dovranno esprimersi sulla riforma voluta dal governo Renzi. La riforma in sé ha degli elementi di continuità e anche di obbligatorietà. Questo cosa vuol dire? Che è ovvio che l'adesione al gruppo bancario cooperativo, che sia dell'uno o dell'altra parte, chiaramente è un elemento obbligatorio, perché nel momento in cui una banca di credito cooperativo decide di non aderire a alcun gruppo c'è la perdita della licenza bancaria.
Banca Prealpi, che oggi ha inaugurato una nuova filiale, la numero 41 in Viale Ancona a Mestre, ha già detto sì alla riforma, ma la risposta affermativa era anche l'unica opzione possibile. Diciamo che è una decisione che voi, insomma, o la prendete in questo modo oppure non c'è possibilità. La normativa prevede solo una strada, l'adesione a un gruppo bancario, qualunque esso sia. Banca Prealpi ha scelto di aderire a Cassa Centrale Banca di Trento e per i soci cooperatori, spiega il presidente Antiga, non cambierà alcunché, neppure nel caso in cui non volessero più far parte della banca. Nel momento in cui però dovesse scegliere questa strada ci sono delle procedure per cui le quote che questo ha acquistato possono essere anche liberate. Io credo che avremo modo nei prossimi giorni anche di poter spiegare in maniera molto più serena quello che è un processo che adesso forse è troppo accelerato, questo posso condividerlo, ma che in realtà dentro ha in sé dei semi che possono portare veramente a un migliore efficientamento del credito cooperativo. La cronaca, il corpo senza vita di un 18enne di Belluno, Patrick Bovo, è stato ritrovato oggi dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau tra i comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo nel Bellunese. Il ragazzo era partito ieri con la sua moto dal capoluogo ma non aveva fatto più il ritorno a casa. Il veicolo è stato ritrovato regolarmente parcheggiato all'altezza del valico. Si ritiene che il giovane si sia avventurato da solo in un'escursione che per cause ancora da accertare sia rimasto vittima di un incidente. Oggi solo silenzio, niente polemiche, sono le parole del sindaco di Venezia, Brugnaro, dopo la morte del bimbo di 4 anni annegato nel canale che taglia l'Osellino, sconvolta l'intera comunità. Tutti quanti esterrefatti perché insomma si sta male a sentire una cosa. Da quando abito io qua in 32 anni, un coso così, no, mai successo. Una persona che andava a funghi, un altro per prendere il cane, ma un bambino piccolo così scappato dalla comunità e appunto, no, è la prima volta. Non ci sono parole per descrivere come ci si sente all'indomani della tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. Non si riesce a credere che un bimbo di 4 anni abbia perso la vita annegando nel canale scolmatore che taglia il bosco dell'Osellino a Mestre. Siamo sconvolti perché l'esito tragico è quanto di più duro poteva capitare in una comunità che da sempre, per così dire, ha aperto gli spazi di casa, usiamo il suo termine, ecco, a questa realtà molto particolare. Di fronte a tanto dolore, l'unica cosa che si può fare oggi è rimanere in silenzio, commenta il primo cittadino. Possiamo soltanto in questo momento qua inginocchiarci al Signore e dire che gli dia tutto quello che non è riuscito ad avere in questa vita, un bambino di 4 anni, non ci sono parole, è scappato, sai, sono situazioni momentarie, può capitare, succede qualche volta che i genitori si dimenticano i macchine dei bambini, è successo, sono cose drammatiche, però insomma non mi sento di dire altro per l'episodio, non lo conosco, però insomma un bambino che vaga a 4 anni così e poi finisce in questo modo, profondo dolore. La cosa triste è che è morto un bambino di 4 anni, insomma io mi concentrerei su questo e mi farei qualche interrogativo su come riusciamo a essere ancora più vicini a questi bambini. Ma per Don Bonazza, che in mattinata durante una messa ha raccolto i bambini per spiegare loro cos'era accaduto, da domani bisogna intervenire per evitare che succedano altre tragedie come questa. Dobbiamo aspettare altri morti per creare una situazione di sicurezza. Tra l'altro in quel tratto questo canale costeggia diciamo, l'intero quartiere da un lato, quindi è molto vicino alla zona abitata e quindi il rischio è ancora più alto. Io penso che invece di fare grandi piani anche su altri canali che vanno verso la laguna, penso che qui al canale del Salso, c'è tutti piani molto belli, ecco, sulla carta, grandi investimenti, occorrerebbe fare lavori che sono forse meno, diciamo, eclatanti mediaticamente, ma che sono essenziali per la sicurezza di tutti, dal bambino all'anziano, tant'è che dentro a quel canale lì sono già morti bambini, giovani e anziani, ne contiamo 4 con quest'ultimo bambino. Adesso nel prossimo servizio riviviamo le ore d'angoscia e di dolore di ieri nel quartiere Pertini di Mestre. Quattro anni purtroppo è un'età che non si deve morire. Morire a 4 anni nelle acque gelide di un canale.
E il dolore di Giorgio Rocelli, presidente del comitato di quartiere, è quello di un'intera comunità, il rione Pertini. Il filo della già esile speranza si spezza dopo 5 ore di ricerche e di ipotesi. 4 anni, affetto da problemi di autismo, il bimbo di una delle donne accolto in una comunità protetta. Molte di queste donne sono state salvate da violenze anche sulla strada, strappate all'inferno della tratta e della prostituzione. Cercano di rifarsi una vita con i loro piccoli, come il bimbo che improvvisamente scompare attorno alle 14. Era in pigiama e con le pantofole e a un certo punto non l'hanno più trovato. Le ricerche sono iniziate alle 14:15 e sono proseguite fino a quest'ora. Impaurito, indifeso, sfuggito al controllo, pericolosamente vicino al canale scolmatore dell'Osellino. Non è la prima volta, si dice, che si allontana, la malattia che lo affligge certo non lo aiuta. Parte la macchina delle ricerche, forze dell'ordine, vigili del fuoco, ma quando le ore passano la speranza si assottiglia, fino a quando alle 19:20 viene avvistato nell'acqua un giubbottino. È la fine. È un brutto colpo, non ci vogliono questi colpi qua, tutta la comunità è uscita questa sera e ognuno vorrebbe fare qualcosa. E il dolore si intreccia con la rabbia e con le domande. Come ha potuto uscire il bambino dalla comunità? Com'è possibile che nessuno non si sia fermato vedendo un bimbo da solo? E poi quel canale pericoloso che per molti andrebbe tombato. Nessun vero blocco per evitare che qualcuno ci scivoli dentro, un parapetto di legno per di più rotto in alcuni tratti, facilmente attraversabile. Come ha fatto il piccolo di 4 anni, chiuso nel suo mondo, mentre lentamente si allontanava, senza saperlo, dalla vita. Accusato di aver fatto procedure illegali per ottenere 93 milioni di euro da una banca di Hanoi, insieme ad altri complici, un'imprenditrice di Vicenza è stata arrestata dalla polizia ieri a Milano e ora è stata estradata in Vietnam, dove rischia l'ergastolo. La polizia ha fermato la 42enne durante un normale controllo su un'auto guidata da un uomo che dopo gli accertamenti è stato rilasciato. La donna è stata portata al commissariato di Ropero per accertamenti ed è risultata ricercata dal 31 luglio 2013 per un mandato di arresto internazionale emesso dal Dipartimento Criminale Investigativo del Vietnam per truffa. L'imprenditrice è stata portata al carcere di San Vittore. I carabinieri di Verona hanno localizzato ed arrestato un cittadino iracheno di 35 anni, domiciliato a Verona, ricercato in ambito internazionale per una rapina avvenuta in Austria. L'uomo è accusato di aver commesso il 23 maggio 2018, insieme ad un complice, una cruenta rapina ai danni di una donna austriaca nella cittadina di Ebensee, facendosi consegnare con la minaccia di un macete la somma di 3.000 euro. L'arrestato è stato tradotto nel carcere veronese Montorio in attesa di essere trasferito in Austria all'esito della procedura di estradizione. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta alle 3:45, ora italiana, con il lancio dalla base di Kourou nella Guyana francese dell'Ariane 5E che è iniziata la missione diretta verso Mercurio, intitolata Bepi Colombo, astronomo, matematico, fisico e accademico padovano di fama internazionale scomparso nell'84. Grande emozione nella base europea con gli italiani che gridavano vai Bepi vai, ma non c'è solo questo di italiano nell'ambiziosa missione. Il nostro paese infatti gioca un ruolo chiave sia con la ricerca attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'Università Sapienza di Roma, sia con l'industria. Sono poi italiani 4 dei 16 strumenti della missione, come le tecnologie che proteggeranno gli strumenti dalle temperature altissime di Mercurio. Siamo allo sport, un'Italia straordinaria che cede solo al tie break contro la Serbia. Per le azzurre della pallavolo è uno splendido argento ai mondiali. Le ragazze di coach Mazzanti, 3 targate, Imoco Volley Conegliano, hanno regalato un fiume di emozioni che riviviamo nel servizio.
Una finale mondiale da brivido con l'Italia che riesce ancora una volta ad emozionare, una partita combattuta che regala però il titolo alla Serbia solo al tie break del quinto set. Finisce con un argento per le azzurre, ma sul podio più importante salgono ben 4 ragazze di coach Mazzanti. Miriam Silla premiata miglior attaccante, Monica De Gennaro ancora una volta miglior libero, entrambe giocatrici targate Imoco Volley. Con loro la strepitosa Paola Egonu miglior opposto e Ofelia Malinov miglior alzatrice, il momento della premiazione. L'Italia si ferma ad un passo dal sogno, le parole che racchiudono la delusione e le lacrime di Miriam, grande protagonista di questo mondiale. Io ci ho provato con tutta me stessa, grazie. Ed ancora Anna Danesi, anche lei, Imoco Volley. Vabbè, adesso è un po' difficile parlare, ma a mente fredda sono sicura che d'argento è solo fuori e dentro è tutta d'oro per noi perché siamo state bravissime. A Conegliano la partita seguita nel maxi schermo davanti al municipio, l'attesa e l'abbraccio dei tifosi, il grazie urlato anche al coach Davide Mazzanti che per 2 stagioni ha seguito le ragazze dell'Imoco Volley al primo scudetto. Credo che l'abbiamo sognato perché siamo arrivati fino a qui e perché abbiamo sognato questa partita. Tutto adesso è la delusione delle ragazze perché non abbiamo sognato di arrivare secondo, quindi credo che sia del tutto normale. C'è stato dietro un percorso fantastico che al di là della medaglia, del colore, credo che dobbiamo tenerci stretto il come l'abbiamo ottenuto. L'Italia cede il passo alla Serbia, ma dopo 16 anni torna ad un podio mondiale. A Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, l'evento conclusivo delle iniziative legate al centenario della Grande Guerra. Il Veneto nella Grande Guerra è il titolo dell'evento conclusivo delle iniziative per il centenario della Prima Guerra Mondiale. A Piazzola sul Brenta, Villa Contarini fa da cornice ad una giornata ricca di eventi che è anche occasione per tracciare un primo bilancio sull'attività svolta in questi anni. Le attività sono state tante, diffuse su tutto il territorio regionale, caratterizzate da interventi infrastrutturali sui nostri sacrari, sulle linee di combattimento, su quelle che sono state le linee del fronte, monumenti, luoghi della memoria, la possibilità anche di dare un'offerta museale coordinata, quindi la possibilità di far sì che questa pagina dolorosa della storia, che ancora oggi è così profondamente viva nel cuore dei nostri cittadini veneti, rappresenti anche un momento di partenza e di sguardo verso il futuro. E proprio da chi rappresenta il futuro è arrivata una delle risposte più importanti alle iniziative per il centenario della Grande Guerra. Abbiamo trovato grande rispondenza nelle scuole, tra i ragazzi in particolare, con dei docenti, alcuni veramente motivati e commoventi perché hanno capito che educare, far crescere come persona significa anche far capire che cos'è l'identità. E i ragazzi, quando dai la storia vera, la storia dei propri luoghi, se la tengono nel cuore e la fanno propria. Allora non è solo la storia del passato, ma diventa la storia del futuro. La storia della Grande Guerra è anche la nostra storia, la storia della nostra terra e delle nostre famiglie, una storia densa di significati. Ha significato secondo me soprattutto ricordare il sacrificio e la vittoria dei nostri nonni. Fu una guerra terribile che secondo me era meglio non fare, ma questa non è una buona giustificazione per far passare sotto silenzio l'immenso dolore, l'immenso coraggio dimostrato dai soldati 100 anni fa, in questi stessi giorni, in queste stesse terre. Restiamo a Padova, dove è stata inaugurata la 13ª edizione di Sapori d'autunno, rassegna dei migliori prodotti della terra padovana proposti nel cuore della città del Santo, una provincia che si conferma in crescita nel settore primario con le altre province venete. Evviva la 13ª edizione di Sapori d'autunno, grazie. Continua a crescere il settore agricolo veneto, un dato per tutti da Veneto Agricoltura. Nel 2017 il prodotto interno lordo del Veneto è stato stimato in 5,9 miliardi di euro, in crescita del 3,9% rispetto al 2016. E Padova, con le sue eccellenze, tra le province trainanti. L'altro dato purtroppo negativo è il consumo interno dei prodotti, in costante contrazione, peraltro controbilanciato da un export in crescita. Come dire che i nostri prodotti noi non li compriamo, ma sono molto apprezzati fuori confine.
Ecco perché la provincia di Padova ha sostenuto anche quest'anno l'iniziativa Sapori d'autunno, coinvolgendo tutte le categorie agricole. 13ª edizione, sempre in centro città, per intercettare il maggior numero di padovani e portarli a riscoprire le eccellenze dei territori euganei. Portare più di 35 produttori della nostra provincia a Piazza Garibaldi non è certo semplice, però ogni anno aumentano, quindi vuol dire che questa situazione sta andando molto bene. Il consumatore vuole essere consapevole, vuole essere formato e per cui la filiera si stringe sempre di più e questa è una grandissima occasione di crescita di un territorio importante come il territorio della provincia di Padova. Novità di quest'anno le degustazioni guidate per imparare ad utilizzare i buoni prodotti della nostra terra. È stata una novità travolgente proprio perché un'altra grande curiosità che ha il nostro consumatore, non solo le consumatrici ma anche i consumatori, è quello proprio di capire come preparare questo cibo, avere alcuni consigli utili. Prodotti della terra da sempre sinonimo anche di solidarietà, che non è mancata in questa edizione di Fiori d'autunno, con il Team for Children e le loro iniziative. Continuare ad appoggiare l'oncoematologia pediatrica perché siamo nati lì e abbiamo un ufficio lì dentro, però aiutare anche gli altri piani della pediatria, neurologia e psichiatria infantile, e continueremo ad aiutare anche loro adesso. Con le notizie dal Veneto è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon sabato sera a tutti. Ben ritrovati al meteo. Domenica all'insegna del bel tempo, ma entro la serata cambierà tutto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, asciutto e stabile su tutte le province, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio peggiora con temporali piuttosto diffusi e localmente anche forti. Temperature in calo con minime tra 9 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 22 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole, sarà dunque una bella giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio peggiorerà via via con qualche pioggia. Temperature in diminuzione con minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, tuttavia al mattino sarà possibile qualche addensamento sui settori meridionali, ma senza altre conseguenze. Ampio soleggiamento invece altrove. In serata, nottata non si esclude qualche pioggia. Temperature in lieve calo con minime tra 3 e 10 gradi, massime comprese invece tra 22 e 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.